Francesco Paolo Burto, l'avvocato dell'esperto Max Alduina sulla Renault Clio Gruppo N. E com'è? Che si dice? Potevamo mancare anche perché Max mi ha fatto questo grande onore essere navigato da lui e poi essere in una gara sulla tratta dell'Ucraina. Insomma, avevi promesso in tempi non sospetti quando c'era il calendario motivo, mi hai chiamato dicendo Marco, non ti preoccupare, io sto rendendo in provincia di Mano, me lo faccio, ti dicono che se lo faccio. Eh sì dai, cerchiamo di divertirci. Vediamo tanto che sono felici, non sono stati maravillosi, quindi o meglio io nelle gare, io non sono rimasti a correre la strada, speriamo di divertirci. Su questo io sono felice di vedere accanto a te il signor navigatore italiano Massimiliano Alduina. Ciao, buonasera a tutti. Che ti dire Max, essere di nuovo sul sedile di destra? Per me è sempre un onore, comunque Paolo mi ha invitato, io non ho fatto fare altro che accettare. In bocca al lupo, divertitevi e fateci divertire l'equipaggio numero 18, Lucio Alduina! Numero 44, primo di classe, presentata Rally Cefalù.
fantastici ragazzi. Com'è andata Max? Ma, a parte qualche problemino tra la prima e la seconda stamattina, poi Paolo ha tolto un po' di ruggine visto che era tanto tempo che non saliva in alto, però diciamo fondamentalmente tutto diciamo nella norma, divertiti sicuramente. Paolo, come ti sono sembrate le prove del socio? Allora, io non c'ero mai stato, bellissimo rally, guarda, stupendo. Abbiamo avuto un problema, come diceva Massimo, nella prima, che ci si è spenta la macchina, e poi guarda, tutte rimonta. Abbiamo sofferto un pochettino per l'assetto, perché trovare l'assetto giusto, perché queste strade, andare forte come gli avversari che faccio i complimenti, sono andati fortissimo, è un po' difficile come prima esperienza, però penso che ci siamo difesi bene. Ma tu hai un mostro di macchina. Sì, però guarda, quando tu hai la macchina e poi se no ci vuole c'è il piede, c'è la macchina, però quando hai problemi, hai pure un po' di ruggine, penso che Avete fatto divertire, io vi ho visti in qualche passaggio, siete stati fantastici. Grazie di averci onorati con la vostra presenza. Numero 19